Il Covid. Quando ho iniziato l'emergenza io ero ancora ospitato alla caserma Cavarzerani. Insieme a 200 compagni siamo rimasti chiusi dentro la Cavarzerani per un sacco di tempo. Alcuni di noi si lamentavano, altri avevano capito perfettamente il pericolo che correvamo in quel momento. È stata un'esperienza molto bella di condivisione con tante persone, anche se è un momento drammatico per il mondo. Alla fine del lockdown sono stato trasferito in una casa della Caritas a Santa Maria la Longa, un paese molto piccolo e lontano da Udine. Qui non mi sento più pericolo perché c'è pochissima gente che non esce quasi mai dalla sua casa. L'unico momento in cui ho avuto paura è stato hanno trovato un ragazzo della casa positivo al Covid e hanno messo tutti noi in quarantena. Anche io di nuovo trasferito a un altro hotel per quarantena. Tante volte mi sono chiesto se ero stato contagiato anche io, ma fortunatamente è andato tutto bene. Ho pensato spesso a come il mio paese, il Pakistan, sta vivendo il Covid. Cerco sempre informazioni su internet per conoscere la situazione. Ma fortunatamente la mia famiglia, amici stanno tutti bene. Nessuno è stato contagiato dal Covid. Prego Allah che il mio paese e l'Italia e tutto il mondo possano uscire presto da questa situazione difficile e tutto torni normale come prima. Anche io voglio essere vaccinato perché sono convinto che sia l'unico rimedio contro il Covid. So che dovrò aspettare ancora del tempo prima di essere vaccinato. Prima infatti devono essere vaccinati i vecchi e più deboli. Non vedo l'ora che arrivi il giorno del mio vaccino. Io sono passato questo tempo lontano da mia famiglia e amici e purtroppo tanto difficile gestire queste cose da lontano. Ultimamente sono fiducioso che tutto andrà bene e tornerà normale come prima. Prego per i morti di questa tragedia senza nessuna differenza tra italiani, pakistani o gente di altri paesi. Questa grande malattia si è diffusa nel mondo intero. È una tragedia dell'umanità. Covid ci ha insegnato anche tante lezioni. Ci ha insegnato a vivere e organizzare le cose a distanza con il computer e con i cellulari. In questo modo siamo meno soli, anche se penso che la vera amicizia si fa fuori dal computer e non dentro. Grazie.